pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Lo avete sentito, lo abbiamo annunciato attraverso il nostro telegiornale. Oggi parleremo di Catania, dalla situazione aeroporto fino insomma alle emergenze che la città sta vivendo. Lo faremo con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che è qui con noi. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a tutti voi. Iniziamo subito dalla notizia del giorno, anche perché insomma senza tergiversare parliamo un po' dell'aeroporto. Abbiamo titolato questa trasmissione Catania vista dal sindaco Trantino, quindi insomma non vogliamo soffermarci solo sulla questione aeroporto. 342 745 5005, lo vedete in sovraimpressione. Aspetta, mi viene sempre, eccolo qua, lo punto col dito, la nostra linea WhatsApp, quindi se volete potete scriverci per commentare, suggerire, insomma fare domande al sindaco. Scrivete solo messaggi di testo, perché sennò insomma non siamo impossibilitati a mandare video, insomma a mandare vocali che si usano molto, no? per brevità. Sindaco, insomma come dire, allungo un po' anche per sciogliere un po' questa tensione di oggi, perché insomma in realtà oggi è arrivata una notizia insomma, che rimarca in qualche modo tutte le polemiche che ci sono state sulla questione aeroporto. L'inchiesta sta andando avanti, oggi ci sono 7 indagati. Intanto io, prima di entrare su questa questione dell'inchiesta, l'azione giudiziaria lei l'ha fatta, non si è dimesso nessuno dal Consiglio di amministrazione dell'aeroporto? Ancora l'azione giudiziaria non l'ho intrapresa, nel senso che stiamo valutando con alcuni colleghi che mi aiutano in campo societario il genere di iniziativa da assumere, anche perché io ho un dovere di responsabilità per la città, e dovere di responsabilità significa prevedere anche le ricadute di un'azione giudiziaria, nel senso che nell'ottica di una prevedibile privatizzazione io devo evitare di procurare un danno alla società in modo che possa eventualmente depressarla rispetto ad alcuni offerenti. Quindi tutto deve essere ponderato molto attentamente. Io per questo mi auguravo che ci fosse un passo indietro da parte del Consiglio di amministrazione, da parte del management. Ho però detto che avrei valutato iniziative giudiziarie, e quindi stiamo cercando di comprendere se intraprenderlo oppure no. Quindi siamo alla fase stiamo valutando. Allora, oggi questi sette indagati, insomma, la questione ovviamente riguarda l'incendio, non c'è, come dire, in qualche modo nessuna accusa, sono indagini, diciamo, lei che prima di fare il sindaco è avvocato penalista, sa che sono degli accertamenti, insomma, della prassi giudiziaria per avviare poi degli accertamenti in qualche modo irripetibili. Quindi, insomma, la magistratura sta lavorando per capire qual è stata la causa di questo incendio. Posso solo dire che ho letto la dichiarazione del collega Blasi, la condivido pienamente. Quindi insomma non vuole entrare, diciamo, in nessuna... Sulla vicenda giudiziaria no. Sulla vicenda giudiziaria non ho titolo per entrare perché non so nulla, e peraltro lo stesso tipo di accertamento che stanno compiendo è prodromico rispetto a ogni altro tipo di valutazioni. Devono verificare se ci sono responsabilità ed eventualmente in capo a chi. In questo momento si estendono le indagini nei confronti di più soggetti, perché poi possono essere utilizzabili qualora dovessero emergere indizi di reità nei confronti di alcuni di questi che sono stati indicati nell'avviso di garanzia, ma rimane un atto di garanzia per gli indagati. Senta sindaco, io le faccio subito una domanda, che è la stessa domanda che ho fatto all'amministratore delegato dell'aeroporto la settimana scorsa, che è stato qui con noi, Nico Torrisi. Non è che questa vicenda, diciamo, da vicenda di servizio è diventata poi subito dopo una vicenda politica, e quindi ci sono, diciamo, delle componenti politiche che ci stanno anche speculando su questa storia dell'aeroporto? Probabilmente sì. Io ho agito nel solo interesse della città di Catania, della città metropolitana, in ragione del disastro economico che ne è derivato a tutto il comparto produttivo e turistico. Quindi per questa ragione ho compiuto delle verifiche, ho ritenuto di dover chiedere le dimissioni del management, perché vede Ciliberti, il problema principale è che purtroppo il vero elemento di scollatura rispetto al punto di vista mio e quello del management della SAC è che tutto il Consiglio di amministrazione riteneva che loro dovessero concentrare la loro attenzione solo sulla ripresa dell'operatività e quindi sul riefficientamento del Terminal A, mentre nel frattempo c'erano decine di migliaia di passeggeri che vivevano in una condizione di sofferenza, che hanno determinato quel danno reputazionale che pagheremo non so per quanto.
perché noi avevamo anche dato delle indicazioni, dei suggerimenti sulle iniziative da intraprendere e che avrebbero fatto vivere quella condizione di disagio con meno patema d'animo e con meno sofferenza fisica a tutti i passeggeri. Ma sono rimaste assolutamente indifferenti, nonostante sollecitate non solo da me, ma anche dal prefetto, ma anche dal questore, proprio perché ci rendevamo conto che bisognava in qualche modo rimediare. La verità è che purtroppo la SAC non ha mai predisposto un programma di business continuity al di fuori di formule inglesi, perché la gente possa capirci a casa, di operatività, di prosecuzione dell'operatività che ogni impresa deve realizzare per accertarsi che possa proseguire il ciclo produttivo laddove si verifichino degli eventi di crisi come un incendio. Ci fosse stata una invasione di locuste, ci fosse stata una eruzione dell'Etna sotto il pavimento del Terminal A, quello sarebbe stato imprevedibile. Ma l'incendio è una delle cose più normali e naturali che possono accadere. E allora è chiaro che un management efficiente deve prendere in considerazione la possibilità che si verifichi e dire cosa succede nel momento in cui dovesse verificarsi l'evento, dove ci riuniamo, come reagiamo. Nulla di tutto questo. Io sono arrivato all'aeroporto alle 2 di notte, 3 ore dopo l'incendio. Mi sono trovato anche a gestire passeggeri perché c'era molto smarrimento, c'era molto disorientamento fra coloro i quali si trovavano là della SAC o della SAC Service, non so neanche a quale delle due società fossero in carico. Beh, ovviamente queste sue parole sono state precedentemente smentite ovviamente dall'amministratore delegato, Quali che ha detto parole? il fatto del piano del business continuity, perché dice... perché dove si sono riuniti? Come hanno reagito? A me sembra che comunque c'è stata una condizione di sofferenza che tutti hanno potuto riscontrare. Business continuity significa che se viene chiuso il terminale A, io allora creo la tensostruttura al P3, al parcheggio P3 e mando al terminal C solo coloro i quali si devono imbarcare. Business continuity significa farsi trovare preparati, non dare gli annunci con un megafono che siamo diventati ridicoli in tutto il mondo e con il passaparola facendo perdere l'aereo. Business continuity significa addestrare, istruire il personale a dare le risposte adeguate e non dire a chi ne faceva richiesta ora comparirà nel display, si informi fuori. Non è questo, non è così che si procede. Business continuity significa prevedere dei refrigeratori, dei nebulizzatori che consentano di dare un po' di sollievo rispetto alle temperature che neanche a farlo apposta. Chi li avrebbe dovuti prendere? Chi li avrebbe dovuti mettere? SAC. Ma perché se l'emergenza poi è gestita dalla protezione civile in questo caso? Ma assolutamente, non è gestita la protezione civile, il management è della SAC, l'aeroporto è della SAC, non deve gestire il traffico dei passeggeri e la protezione civile. Assolutamente, il traffico dei passeggeri, la condizione dei passeggeri per espressa policy interna che abbiamo rimarcato noi nel nostro documento, per espressa previsione dello stesso management SAC, è uno degli obiettivi su cui deve essere configurata tutta la programmazione da parte del management, perché sul cosiddetto customer satisfaction, sulla soddisfazione del cliente, si basa la reputazione di un aeroporto, si basa quindi la condizione di soddisfazione rispetto poi a quei profili che diventano l'indotto turistico che costituisce la leva principale della nostra economia. Ma diciamo che poi anche in questo periodo non è che ci sia stato, come dire, la congiuntura favorevole, poi è stato capitato nel periodo in cui in tutta la città mancava la luce, mancava l'acqua, certo che anche questo non ha fatto molto bene al turismo e su questo diciamo adesso ne discutiamo pure, perché insomma poi è chiaro che chi è venuto in quel periodo a Catania certo che non ha passato delle belle vacanze, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Ho combinato un guaio. Niente, non si preoccupi, sistemiamo. Sistemo subito tutto, per vedersi il filo, ok? Però rispetto al momento in cui c'è stata l'assemblea dei soci, poi io sono venuto a conoscenza di un documento ufficiale. Ovviamente. Lei continua a parlare, io le aggiusto il microfono, facciamo una cosa fuori dal comune, però insomma preferiamo sentirla bene piuttosto che, eccolo qua, perfetto. Quindi un documento dell'ENAC in cui risultano gli investimenti dell'aeroporto di Catania, e se io leggo che sul tema della security, a fronte di 4.527.000 euro programmati, ne hanno speso 175.000 euro, quindi il 3% circa, faccio dei conti così alla Carlona, beh, allora tante cose devono essere spiegate. Allora, credo e immagino che queste cose ve le discuterete nel prossimo, consiglio di amministrazione, anche perché io ho sott'occhio anche la nostra linea WhatsApp e la gente sinceramente, per molti dei nostri telespettatori la questione aeroporto è una questione risolta, ovviamente la questione diciamo, più urgente per i cittadini di Catania è la pulizia, la spazzatura e poi la sicurezza. Cominciamo dalla spazzatura, Sindaco, insomma lei insomma, non è un mistero, chi la segue anche
anche sui social, si è messo anche a scartare i sacchetti dell'immondizia per cercare qualche traccia di qualche, Lo faccio quotidianamente. di qualche sporcaccione, insomma, quindi questa è la situazione, cioè qui insomma, dobbiamo combattere con l'emergenza che riguarda appunto la spazzatura, quindi tutta la gestione dell'emergenza spazzatura, ma anche insomma, con chi non ne vuole proprio sapere di conferire nel modo corretto questa spazzatura. No, il primo problema è legato al secondo. Il tutto nasce dalla refrattarietà di molti catanesi, e non solo catanesi, anzi soprattutto di quelli della fascia dell'Interland, a obbedire alle logiche della differenziata. Io non voglio adesso essere noioso e peraltro non voglio dilungarmi troppo, però realizzare una differenziata efficiente costituisce la condizione perché l'economia possa girare anche attorno a un sistema dei rifiuti. Nello stesso tempo ci consentirebbe di essere attivi anche nella sostenibilità ambientale. Purtroppo molti non la vogliono fare e allora dove buttano? Buttano nelle discariche abusive. Questo cosa significa? Che per questo ce le dobbiamo inghiottire, oppure dobbiamo rimanere fermi a guardare, ci andiamo a fare i selfie, oppure le fotografiamo per dire così non va? Dobbiamo anche su questo reagire. Ieri mattina abbiamo avuto una riunione perché ci stiamo riunendo spesso con gli assessori competenti, con l'assessore Domarchio, con l'assessore Porto, con il servizio ecologia e di polizia locale, perché chiaramente abbiamo chiesto una intensificazione da un lato dei controlli, dall'altro ovviamente dei servizi di pulizia straordinaria. E noi procederemo quanto più a breve dobbiamo rimodulare il contratto con l'estensione del contratto di servizio alle società che sono aggiudicatarie dell'appalto, perché possono raccogliere tutta questa spazzatura. Ma sia ben chiaro, questo lo dico per i catanesi, da un lato avremo le strade finalmente più pulite, ma dall'altro avremo una forte riduzione della differenziata e nello stesso tempo anche un aumento dei costi per i conferimenti in discarica. Ma ci vogliamo fare così tanto male? Perché questo poi alla fine è il problema. Cioè per la nostra pigrizia, per la nostra indolenza nel non voler accettare quelle regole che garantiscano la vivibilità della città e nello stesso tempo di garantire ai nostri figli un ambiente migliore, per questo stiamo realizzando quello che noi vediamo dappertutto. Perché poi, parliamoci chiaramente, non è che si tratta, la gente, quelli che hanno meno cultura, sciocchezze. Noi stiamo prendendo come polizia locale gente che appartengono alla cosiddetta alta borghesia catanese, perché sono tutti, al famoso angolo della Vergogna, via di Prima con via Ventimiglia, abbiamo trovato un'intesa con la comunità senegalese perché avessero i carrellati e conferissero lì, abbiamo trovato solo sacchetti, hanno fatto gli appostamenti, sono tutti quelli dei condomini vicini, quindi non... Questa questione della spazzatura è veramente sentita. Leggo un po' di messaggi anche per dare voce ai nostri telespettatori. Allora, non ci sono più spazi... Chiedo scusa, concludo solo per dire, è chiaro che non è che ci stiamo arrendendo, assolutamente. Stiamo intervenendo con adeguata comunicazione, adesso interveniamo con le scuole, insomma siamo reattivi, andremo a una velocità straordinaria e vedremo se realizzerà gli effetti. Allora, non ci sono più spazzini, passano solo con i soffiatori, dice, si alza solo polvere. Insomma, e non è neanche vero, perché abbiamo aumentato il servizio di spazzamento da quando ci siamo insediati. Poi alcuni condomini, poi magari le do anche fuori onda, gli indirizzi lamentano la non consegna dei bidoni per la raccolta differenziata, qualcuno chiede ancora i cassonetti, cioè si stava meglio probabilmente quando c'erano i cassonetti. È naturale, dove si conferiva tutto quanto insieme, per cui tutto il percolato rimanevano i cassonetti che diventavano un fenomeno di alimentazione della fauna certamente meno gradita e soprattutto non si faceva differenziata, si arrivava al 3% di differenziata. Io non ho capito se si lamentano per la mancata consegna dei carrellati i condomini o i condomini, perché i condomini non hanno titolo per chiedere il carrellato, i condomini sì, e anche su questo stiamo lavorando, perché sto chiedendo che si riuniscano tutti i capi condomini affinché tutta la spazzatura venga lasciata all'interno dei carrellati negli spazi condominiali, non più in strada, perché chiaramente questo alimenta un circuito negativo che in qualche modo favorisce, incoraggia a buttare i rifiuti dove capita. Guardi, noi, dico, questa testimonianza, diciamo in qualche modo della sua buona fede, noi stiamo conducendo ovviamente con i nostri telegiornali un'inchiesta che si chiama Catania Pulita per vedere insomma quali sono gli angoli più sporchi, come si sporca, che succede. Qualche giorno fa è andato in onda un servizio, il nostro collega De Mana, che è andato poi poco fuori da un centro di raccolta diciamo differenziata, le cosiddette isole ecologiche, dove i cittadini a orari ovviamente consentiti possono andare a conferire la spazzatura. Dai rifiuti
siti ingombranti fino alle piccole cose, possono andare là, insomma si registrano. Diciamo, l'operatore diceva preferiscono buttare la spazzatura qua fuori, cioè oltre la ringhiera, piuttosto che entrare e lasciarla da noi. Quindi insomma il servizio poi in effetti c'è, però appunto là comunque lo dobbiamo migliorare. Ci agire. saranno altri 4 centri di raccolta urbana che saranno aperti entro ottobre, un altro spero entro dicembre. Oggi abbiamo anche parlato della possibilità di istituire dei centri di raccolta mobile. Vedete, noi ci stiamo attivando, gran parte della cittadinanza, le associazioni di volontari ci sono accanto non come amministrazione, come città, non lo fanno certamente per sostegno politico, anzi tutt'altro, però hanno compreso che rispetto a certe battaglie dobbiamo essere tutti quanti insieme per alimentare questa nuova cultura di appartenenza che solo può permettere prassi virtuose. Fototrappole chiedono più di uno. Insomma, Stiamo mettendo anche le telecamere, ma le telecamere funzionano dove vanno a conferire con le auto. È chiaro che se vanno a piedi non riusciamo a risolvere niente e abbiamo ovviamente immagini di soggetti che hanno sparato anche alle telecamere. Questa è una questione molto importante che riguarda diciamo, la pulizia delle caditoie, dei tombini. Qualcuno sollecita interventi urgenti, cioè perché siamo quasi a ridosso della stagione delle piogge. E ha ragione. Io infatti su questo ho chiesto fino a questa mattina, perché abbiamo avuto riunione di giunta, la massima attenzione per quanto riguarda non solo la pulizia delle caditoie e dei tombini, ma anche lo dico volgarmente perché non so come si chiama, lo stappamento, nel senso che ci sono caditoie otturate dal cemento e è chiaro che là si formano dei pantani che non possiamo assolutamente sopportare. Allora, anzi facciamo così, andiamo in pubblicità perché poi vorrei aprire la pagina sicurezza, che è una pagina diciamo alla quale io sono molto attento perché credo che una città sicura diciamo, sia come dire, una città vivibile e quindi sia una città attrattiva. Una città insicura evidentemente non solo si porta dietro la nomea di essere una città insicura, ma il fatto di essere insicura conquista le prime pagine di tutti i giornali del mondo. Il Guardian ci ha fatto, tanto per dirne uno, paginate sulla Catania bella, ma poi anche sulla Catania insicura. Il turista polacco, è arrivata la notizia anche in Polonia, quindi cerchiamo di capire che questa questione della sicurezza è una questione importante. Allora su questo facciamo il punto anche con il sindaco, subito dopo la pubblicità. Rientriamo all'interno del nostro focus di oggi, siamo col sindaco di Catania, Enrico Trantino, per raccontarla un po' questa città. Quanti giorni sono dal suo insediamento? Sindaco, quasi un centinaio, no? Un po' meno di 100, siamo il 5 giugno, quindi siamo sì a 93. Un buon periodo per fare un primo veloce bilancio insomma, di questa attività intensa, tra l'altro in mezzo all'estate, con tutto quello che è successo appunto che abbiamo raccontato nella prima parte di questa trasmissione dal punto di vista dell'aeroporto, ma anche della mancanza di luce, dell'acqua, insomma abbiamo vissuto veramente un'estate, lasciatemelo dire, terribile. Dicevamo però, prima di andare in pubblicità, apriamo la pagina che riguarda la sicurezza. Sindaco, diciamo, la città insomma, è certamente una città che almeno a livello di percezione è diventata una città insicura. Ci si spaventa anche insomma, andare in giro per strada, insomma, anche con, diciamo, a fare una semplice passeggiata, perché insomma, si può essere vittima di tutto. Mi consente, perché quando parliamo di percezione parliamo chiaramente di una sensazione soggettiva. Dico subito, non voglio minimamente ridimensionare il problema perché c'è. Io non lo trovo tanto diverso da qualunque altra città del nord Europa, del centro Europa, con la differenza anzi che lì c'è probabilmente una condizione di insicurezza avvertita da chi cammina. A Catania questo non c'è. A Catania purtroppo abbiamo numerosi fenomeni di vandalismo, di teppismo, di microcriminalità, soprattutto rivolte alle automobili, rivolte ai beni delle persone, più ancora che alle persone, e su cui ovviamente sto chiedendo un intervento maggiore. Proprio questa mattina mi è stato comunicato dalla prefettura che è partita la lettera che avevo più volte caldeggiato, perché non possiamo essere noi ad assumere l'iniziativa, affinché venga chiesto al Ministero degli Interni di mandarci più militari, perché non dipende dal Ministero della Difesa ma dipende dal Ministero degli Interni. A proposito, questo riguarda diciamo, in parte anche la sicurezza, immagino che con il Ministro Piantedosi farete anche il punto su questo. Ci sono stati convocati 14 sindaci
sindaci, immagino che ci sia anche lei nella convocazione. No, ma riguarda però il fenomeno migratorio. Esatto. Però dico, penso che sia dei anche bambini un buon non momento. accompagnati. No, ma devo dire che con il ministro Piantedosi abbiamo una fitta interlocuzione, perché non mi accontento mai di quello che mi viene detto e delle unità che mi mandano, perché devono fare molto di più. Io l'altro giorno, dopo che il governo ci ha assicurato la copertura finanziaria per la proroga fino a dicembre dei 46 vigili che avevamo assunto a tempo determinato, ho ringraziato e ho detto ora ne chiedo altri 600, perché io senza 600 vigili non ho cosa fare. È un momento, tutti leggiamo le cronache, in cui vediamo quello che sta succedendo a livello nazionale per riuscire a far quadrare il bilancio statale, ma ciò non toglie che io comunque sto chiedendo risposte, perché dobbiamo dare risposte. A proposito dei vigili, diciamo, lei lo sta dicendo un numero così a caso, no? No. Cioè il comune, ovviamente i vigili si stabiliscono, la necessità delle unità dei vigili urbani si stabiliscono in pianta organica. Catania è sotto di 700 circa Assolutamente sì. vigili urbani. Non solo. Insomma, Non solo è sotto di 700, che ma voglio dire, non fanno, diciamo, è una presenza, perché poi insomma... no, non è una presenza attiva, importante, indispensabile, decisiva. Il problema è che se noi leviamo i 46 che abbiamo assunto a tempo determinato e di cui parlavo prima, gli altri 200 in servizio hanno una media età di 60 anni e 4 mesi. È chiaro che poi sono anche abituati a un sistema di lavoro che è certamente diverso rispetto a quello che implica maggior dinamismo dei tempi d'oggi. Dicevamo sicurezza, diciamo, io che la conosco da prima che diventasse sindaco so anche come si muove, diciamo, qual è la sua caratteristica. L'ho vista diverse volte arrivare anche in motorino, no, nei posti, quindi Solo in motorino rinuncia a quelle che sono tutti i benefits, diciamo, che spetterebbero a un sindaco. Spesso però quando arriva in motorino neanche la riconoscono, se non quando poi si toglie il casco. Questa è una condizione in qualche modo, però me lo lasci dire, anche privilegiata, no? Perché insomma con l'occhio dell'istituzione in incognito può vedere anche certi comportamenti, può anche come dire, capire anche certe dinamiche che si muovono in città. Su questo, per esempio, che ci dice? Cioè, Ma io ho deciso di intraprendere questo modo di vivere il mio mandato anche perché fin dall'inizio ho detto che avremmo dovuto ridurre le distanze fra istituzioni e città, in quanto molte volte i cittadini ritengono, concepiscono gli organi di governo, le istituzioni come qualcosa di etereo, di distante. Io ho sempre detto, io sono uno di voi tutti e mi vedrete sempre in mezzo alla gente. E questo credo che sia un segnale sempre più raccolto, perché sempre più persone mi riconoscono anche con il casco, un casco che permette di identificarmi. Quindi sempre più persone mi individuano e quindi avvertono l'inesistenza di quella distanza e quindi, se mi si consente, l'avvicinamento che forse in passato veniva meno percepito rispetto ad alcuni miei predecessori. E questo fa sì che io non solo possa conoscere meglio i problemi del territorio, ma soprattutto che io possa dare all'esterno quella sensazione di contiguità che possa permettere di credere, beh, in fondo è uno di noi. Senta, sì, ha provato a passare col motorino qui al Tondo Geni, dove quel motociclista è stato picchiato? No, su quella straderia ancora no. È una cosa che... Provi a passarci intorno alle 8:30, ma intendo intendo farlo perché io voglio sperare che non siano così cretini questi animali da essere ancora lì, ma sicuramente ci passerò. Che questa è una storia veramente incredibile. So che lei poi ha chiamato anche i genitori, la mamma, insomma si è sincerato. Qui in questa città purtroppo siamo passati dagli eccessi, cioè dalle foto con l'inaugurazione dei portaceni, a non sapere più niente, diciamo, di quello che fa il primo cittadino. Questo le fa un minuto. Onore, perché, insomma, io comunico su tutte le cose che faccio, tranne quelle che faccio a titolo personale. Ho fatto e faccio tante telefonate per stare vicino a persone che ritengo possano avere un conforto da una mia telefonata, un momento di incoraggiamento. Ecco, queste cose non le divulgo mai. L'ha fatto spesso, però. L'ha fatto spesso. L'ha fatto spesso. Insomma, dico, questione sicurezza. Lei ha parlato... Lei ha fatto riferimento a questa vicenda di Tondo Geni, si è saputo solo perché la madre in un commento al mio post l'ha scritto lei. Il sindaco ha avuto il tempo di chiamare mio figlio e me per confortarci apprezzando il gesto, quindi solo per questo si è saputo, tutte le altre cose non si sanno. C'è però, appunto, ritornando sempre su questa questione del Tondo Geni, c'è la sensazione che è come se ci fossero delle bande, qui non c'entra più neanche
neanche la criminalità organizzata, No. è come se ci fossero delle bande che occupano arbitrariamente delle zone della città a proprio piacimento e ne facciano un po' quello che avveniva qualche anno fa nelle grandi città, nelle grandi metropoli, le band, che non sono quelle della musica, no? Le bande, proprio bande che si insediano in alcuni posti della città e ne fanno proprio zona loro, cioè come se fosse territorio loro. Anche queste immagini che stiamo vedendo, vedete, Che questa mi è provocano veramente, assoluta. mi provocano disgusto. Come Ma si può fare come dire, a dare una risposta? Qui è chiaro che, visto a Caivano, insomma, ci è andato l'esercito praticamente, uno spiegamento di forze incredibile. ho detto poco fa che ho chiesto appunto più volte il numero di militari, oggi abbiamo formalizzato questa richiesta. Ieri ho parlato con il nuovo comandante dei Carabinieri, con cui mi sono trovato subito a mio agio, fermo restando che lo ero anche col predecessore, che anzi saluto visto che è andato oramai via. Aspetto l'arrivo del nuovo questore, non perché quello di prima non fosse reattivo, anzi devo dire che il questore attuale ancora in carica è estremamente pronto ad assumere iniziative. Naturalmente un percorso che comincia fin dall'inizio fra sindaco e vertici da un lato dell'arma, dal lato della polizia, consente forse, almeno la mia speranza, di intraprendere nuove sintonie. Ecco, in questo senso io mi auguro che ci possa essere un modo di sintonizzarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché per alcune cose, per esempio prevedevamo prima i fuochi d'artificio in piazza Federico di Svevia, stiamo aspettando che mettano i varchi per chiudere interamente la piazza e così limitare quei fenomeni di degrado che si hanno non solo attraverso i fuochi d'artificio ma anche attraverso le scorribande di questi teppistelli con gli scooter che purtroppo infangano la città. Questi altri fenomeni di vandalismo che si sono verificati a Tondo Gioeni, lo sappiamo che la mamma dei cretini è sempre incinta, c'è gente che è convinta che la forza si misura dalla capacità di incutere timore nell'ambito di un territorio. È chiaro che noi non ci lasceremo assolutamente sopraffare, anzi reagiremo, e io in prima persona. Sindaco, allora le faccio, siamo in chiusura, un paio di domande diciamo, che esulano in qualche modo dall'attività amministrativa. Lei è stato un sindaco scelto, diciamo, incoronato in qualche modo dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sente questa responsabilità nella sua azione? Cioè si sente anche diciamo, con gli esponenti del governo, cioè rendiconta anche questo modo di amministrare, perché poi anche la politica qua si mette in mezzo. Catania è una città metropolitana, quindi insomma lei è sindaco della città metropolitana ed è sindaco in qualche modo anche degli altri 58 comuni. Allora, sulla prima domanda, non rendi conto ma eventualmente sollecito, presso, perché mi aiutino a dare risposte sapendo che comunque non ho le condizioni strutturali per poterle dare con quello di cui dispongo, sia in termini di personale sia in termini di risorse economiche. Ho fatto prima riferimento a 600 vigili, potrei dire 10 tecnici, potrei dire 10 esperti di ragioneria, potrei dire anche 10 della sezione legale che credo mi vengano dati. Purtroppo in questo momento la coperta è corta, ma non per questo mi scoraggio e comunque so che devo in ogni caso tentare di dare risposte, perché un sindaco non può mai dire mi arrendo, non so che cosa dirti, non posso rispondere, non è mia competenza. E allora bisogna pensare in grande facendo anche passi piccoli, soprattutto all'inizio, e in questo senso io sto dedicando ogni mia energia alla città. Se si parla di città metropolitana tocchiamo un tasto dolente, perché se io già non mi sento assolutamente sul pezzo in una città in cui sono aiutato da 10 assessori, da tutta una rete di persone che comunque ogni giorno si interfaccia con me, alla città metropolitana dedicando qualche ora durante la settimana, è chiaro che io non posso avere il controllo di niente. Io non vedo ora che si indicano le elezioni, perché io non posso rimanere a vertice della città metropolitana senza avere le condizioni e le conoscenze per sapere come agire. Allora, siamo in chiusura, io mi scuso con i telespettatori, ci sono 1 milione di messaggi, perché quando insomma, qui da noi c'è il sindaco, tutti vogliono dire qualcosa al sindaco, d'altronde è il primo cittadino, quindi insomma, come si dice? No, non sono il primo cittadino, sono il primo fra i cittadini, sono un cittadino come tutti. Quindi insomma tutti vogliono sapere dalle domande apparentemente, e qua ci tengo a sottolinearlo, apparentemente più banali, diciamo dove lasciare,
Ecco, la regia mi fa il segno prima di chiudere, ecco, questa è un'altra vicenda di cui si è occupata, un'altra vicenda dolente, perché qui insomma la comunità si raccoglie anche allo stadio quando gioca il Catania, questa è una comunità che è vicina alla squadra di calcio, anche chi non va allo stadio è vicino a questa vicenda del calcio, e questa è la storia dei seggiolini rotti appena installati allo stadio Ciboli. Sindaco, so che lei qua ha fatto veramente una battaglia. Chi ha visto le immagini su Sky sarà rimasto esaltato da catanese di quel momento in cui il drone ha effettuato una ripresa da sopra dell'intero stadio Massimino. Vedere come l'abbiamo reso, grazie allo sforzo straordinario di Sergio Parisi, del direttore Finocchiaro, del direttore Di Caro e di tutti i funzionari, e pensare che qualcuno ha inteso violentarlo, anche involontariamente, non mi interessa, però cominciamo anche a sfatare alcuni miti, perché ho letto sciocchezze, non si possono mettere i seggiolini dove i tifosi ballano. In Curva Nord ci sono solo 2 seggiolini rovinati e la ballano più di qualunque altra parte dello stadio. Evidentemente ballano sui gradoni, come è giusto che sia. Quindi non c'entra niente il fatto che si balli. I seggiolini con lo schienale sono obbligatori in Tribuna A e in Serie A e in Serie B, a meno che non si vuole che l'amministrazione consideri come il Catania incapace di aspirare alle vette più alte. È chiaro che noi fin da adesso abbiamo messo i seggiolini con lo schienale. Quindi tutto questo dipende da quel che io non voglio chiamare vandalismo perché non ho elementi, ma chiamo incuria, che già è abbastanza grave. Basta vedere anche la condizione che stiamo guardando adesso. Perché i giapponesi alla fine di ogni partita puliscono lo stadio e invece noi le consideriamo terra di nessuno? E allora la vera risposta è che purtroppo noi catanesi siamo abituati a pensare che sia proprietà nostra solo quello che c'è all'interno delle nostre mura domestiche. Se cominciassimo tutti a considerare il suolo pubblico, la città intera, come territorio che ci appartiene, già saremmo tutti più propensi a tenerlo pulito, a rispettarlo, a trattarlo con decoro, perché poi, già l'ho detto questa cosa, Catania è la città di Sant'Agata, ma noi non possiamo essere devoti a Sant'Agata solo durante le festività catine, ma poi dimenticarci che quella stessa città è la città amata da Agata e dimenticarci di rispettarla per tutto il resto dell'anno. Beh, e anche lì avrei qualcosa da dire, perché è vero che è rispettata nei luoghi della processione, ma poi attorno, insomma, anche lì vediamo certe volte qualche catanese che non fa proprio il mestiere del buon catanese, quindi su questo poi ne parleremo a tempo debito. Sindaco, tanto insomma lei è qui almeno per i prossimi 4 anni e meno 100 giorni, 5 anni meno 100 giorni. Se resisto fisicamente sì. Allora, buon lavoro al sindaco di Catania Enrico Trantino, grazie ai nostri telespettatori, ripeto mi scuso per non aver letto molti dei messaggi che sono arrivati, l'appuntamento ovviamente con il nostro Focus torna domani, sempre subito dopo il TG dell'ora di pranzo di Telecolor. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti.